Allora Marco Travaglio, tu da mesi critichi il presidente Napolitano, Da anni, no? diciamo. Questo diciamo, lo possiamo dire con tranquillità. Da anni. E il tuo nuovo libro è diciamo, molto ispirato, intitolato a lui, perché si chiama Viva il Re, edito da Chiare Lettere. Posso chiederti qual è la colpa principale del Capo dello Stato, secondo te? Ma non c'è una colpa principale, secondo me, è il suo modo di intendere la Presidenza della Repubblica, che secondo me non è conforme a quello che è previsto dalla Costituzione. Tu prima mettevi insieme il mio libro, le campagne di Forza Italia e quelle di Grillo. Io ricordo, sono andato a vedere qual è il primo pezzo critico che ho fatto su Napolitano Presidente ed era stato eletto tipo da un mese. Era l'estate del 2006 e lui fece subito una rottura forte, secondo me, di quello che lui dovrebbe e non dovrebbe fare. E cioè avevano arrestato Vittorio Emanuele di Savoia per una bruttissima storia e lui chiese al CSM di leggere il fascicolo disciplinare del PM di Potenza che aveva osato chiedere, non disporre, chiedere l'arresto di Vittorio Emanuele di Savoia, Henry Woodcock. E io mi sono immaginato che Poi fu cosa deve assolto, provare no? un magistrato. No, l'inchiesta fu trasferita, smembrata in 4 o 5 filoni, portata in tutta Italia. Il Presidente della Repubblica non deve decidere chi è innocente, chi è colpevole, chi deve essere arrestato e chi no. Lo decidono i giudici e i giudici hanno deciso come hanno deciso. Il problema è come si deve sentire un giovane pubblico ministero di Potenza in un contesto come quello della magistratura potentina, quando il capo dello Stato, appena eletto, per la prima volta nella storia repubblicana, chiede il fascicolo personale di un giovane sostituto procuratore, il quale peraltro ha lavorato fino a quel momento senza che nessuno gli rompesse le scatole. Appena prende un pesce grosso, immediatamente interviene il capo dello Stato. E questa è una costante di tutta la presidenza, quindi a me mi fa ridere Brunetta o Forza Italia che sono arrivati adesso. Sono arrivati adesso perché volevano un abuso ancora più grosso da Napolitano, mentre invece io gli rimprovero di averne già commessi abbastanza. Dal sostegno a Monti alle larghe intese, tu non hai mai avuto il dubbio che Napolitano agisse nel e per il bene dell'Italia? Io scrivo nell'introduzione che temo che sia in buona fede, cioè temo che lui sia veramente convinto che un uomo di 88 anni sia l'unico italiano in grado di salvare l'Italia e che quindi sia portato ad autogiustificare tutto quello che fa in nome di uno stato di eccezione che però non finisce mai. E non finisce mai proprio perché lui è il pezzo, se vogliamo, anche più pregiato, superstite di una prima Repubblica che noi non riusciamo a metterci alle spalle, anche perché c'è lui che continua a difenderne e alcuni degli uomini sopravvissuti e le pratiche. Io sono rimasto comunque abbastanza... diciamo il dato anagrafico di per sé non è che sia ti levano la colpa, patente, a 88 anni non puoi guidare una macchina, io dubito che si possa guidare un paese, infatti non c'è una democrazia del mondo guidata da un uomo di 88 anni, c'è solo lo Zimbabwe di Mugabe e c'è Israele con Shimon Peres, altro non c'è nel mondo, ci sarà un motivo, adesso siamo malmessi, ma l'idea che noi non possiamo avere un Presidente della Repubblica contemporaneo lo trovo abbastanza ridicolo. Ma che cosa dovrebbe fare Napolitano per, diciamo, accontentarti, tra virgolette? Limitarsi ai poteri che la Costituzione gli dà, senza arrogarsi il diritto, addirittura il dovere di cambiare l'esito delle elezioni, di cambiare la testa agli elettori. Perché cambiare l'esito delle elezioni e la testa degli elettori? Sai, quello che è accaduto dopo le elezioni di febbraio è emblematico, no? Lui aveva inventato un governo, invece di mandarci alle urne nel 2011 si era inventato il governo che doveva salvare l'Italia, il governo Monti, abbiamo visto come ci ha salvati, mentre in Spagna andavano regolarmente alle urne una volta fallito Zapatero, noi non ci potevamo permettere di andare alle urne. Era un po' diversa però la situazione dell'Italia dalla Spagna e anche il peso dell'Italia sullo scenario europeo e non solo. Diciamo, ci sono state raccontate un sacco di emergenze che poi emergenze non erano o che sono state aggravate da coloro che avrebbero dovuto rimuoverle. Finalmente siamo andati a votare, gli italiani hanno bocciato tutti i partiti che facevano parte del governo Monti perché gli italiani non vogliono le larghe intese.
Napolitano può insistere finché vuole, ma quando le larghe intese ci hanno fatto vedere che cos'erano con il governo Monti, gli italiani hanno bocciato tutti i partiti che avevano appoggiato il governo Monti. E comunque Monti, pur avendo fatto delle riforme dolorosissime, a cominciare da quella delle pensioni, aveva un indice di popolarità molto molto alto. Sì, poi siamo andati a votare e abbiamo visto che era un indice di popolarità finto, perché insomma con tutto il cucuzzaro che ha messo insieme non è riuscito nemmeno a raggiungere il 10%. Diciamo che è stata una delusione poi alla fine, anche sul piano Dopodiché, personale. dopo le elezioni, tutti i partiti che avevano perso le elezioni si sono messi insieme per tenere fuori l'unico partito che le elezioni le aveva vinte. E quella incredibile voglia di cambiamento che avevano espresso gli italiani. Non dimentichiamo che alle ultime elezioni 14 milioni di italiani hanno votato in modo diverso rispetto a 5 anni prima. Non era mai successo in Europa uno spostamento di voti. Ma persino gli elettori del PD, che avevano mandato con quelle primarie contestabili finché si vuole una nuova rappresentanza in Parlamento, volevano qualcosa di nuovo. Bersani maldestramente in qualche modo se n'era accorto, anche se poi non si era reso conto che lui era il principale ostacolo a questa cosa. Noi ci siamo ritrovati 2 mesi dopo con gli stessi partiti delle larghe intese bocciate alle elezioni, e l'unico partito che le aveva vinte fuori da tutto. Ecco, questo secondo me non è scelta, però, non è l'arbitro. Cioè, il Movimento 5 Stelle e Grillo hanno scelto, Non lo è hanno l'arbitro. ripetuto fino Non è a l'arbitro, ieri, il e non presidente- faranno accordi con nessuno. Il Presidente, questo va anche detto, perché no? nessuno glieli ha offerti e quindi giustamente... Beh, insomma, non è vero, su singole questioni invece. non gli è stato con offerto l'ultima nessun accordo. adesso, Non gli è questo stato accordo offerto di Renzi, nessun al accordo quale di arriviamo. governo. Comunque non lo faranno mai. Il Presidente della Repubblica ha deciso che chi aveva vinto le elezioni non doveva andare al governo e ha fatto un governo infischiandosene del voto degli italiani. Cioè noi 2 mesi dopo avevamo l'impressione di non essere nemmeno andati a votare, perché ci siamo ritrovati le stesse persone e spesso le stesse facce che avevamo bocciato 2 mesi prima. Dopodiché, se questo è il presidente arbitro, io non mi ci riconosco. Per me l'arbitro Comunque le deve stare in quando si mezzo raggiunge con la il sua 51 giacchetta e uno ha la fischiare chi fa maggioranza, chi fa non i falli. 25, no? Comunque, Comunque, insomma, la maggioranza degli italiani o non ha votato o ha votato Grillo. Vorrei capire una cosa però da voi, siccome sia Grillo che Brunetta chiedono l'impeachment del presidente Napolitano. Io non sono un parlamentare, io non mi occupo di impeachment, io semplicemente da critico, quale credo che debba essere un giornalista, ritengo che il Presidente della Repubblica stia facendo da 7 anni e mezzo una serie di cose che non potrebbe assolutamente fare. Vogliamo ricordare quando interviene in campagna elettorale per dire non votate i movimenti populisti oppure sostenete Monti o cose di questo genere. Il Presidente della Repubblica non può fare campagna elettorale pro o contro un partito. Vogliamo ricordare tutte le leggi incostituzionali che ha firmato? Ricordiamo anche che non ha mandato indietro indietro una sola legge che favorisse gli interessi processuali aziendali di Berlusconi, cosa che invece avevano fatto sia Scalfaro sia Ciampi, per esempio. Ha mandato indietro quella di Englaro, che infatti a Berlusconi non fregava assolutamente a niente, perché a Berlusconi interessano solo quelle dei suoi processi e delle sue aziende. Immaginati a Berlusconi cosa gliene importa della Englaro. L'aveva fatta per fare un favore al Vaticano, ovviamente, ma non certamente non gli entrava e non gli usciva niente dalle tasche. Dal libro di Travaglio, visto che questo è lo spunto. Articolo 90 della Costituzione, che lui diligentemente riproduce a pagina 10 insieme a tutti gli altri articoli che riguardano il Presidente della Repubblica. Dice: non è responsabile il Presidente della Repubblica degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Alto tradimento, attentato alla Costituzione. Non mi pare che, diciamo, io non credo che per quante critiche critiche si possano fare a capo dello Stato ricorrano questi 2 presupposti. Ecco. Ma infatti nel libro la parola impeachment io non lo uso mai, nel senso che Beh, né mi interessa né è mio compito, ovviamente, semmai sono le opposizioni che se la valutano la possono fare, però ho ricordato quello che diceva Napolitano sull'attività di Cossiga, e Cossiga, Napolitano, non lo accusava di far parte di Gladio o di avere avuto indulgenze per la P2, lo accusava
di svolgere un ruolo politico e gli raccomandava di non fare un ruolo politico, anche perché aveva un ruolo e di politico tornare antisistema, antistato. Ma il Presidente non può avere un ruolo politico mai, nel senso che non può avere un ruolo politico di parte. Però Marco, la crisi non può avere un ruolo politico di parte. Non era così grave. Oggi c'è un vuoto oggettivo che il Presidente della Repubblica in qualche modo, bene o male, ognuno è libero di giudicare, però in qualche modo tende a riempire. Sì, perché... ma per esempio io ho avuto la fortuna di accedere ai diari di Padoa-Schioppa perché me li mostrò qualche mese prima di morire. E Padoa-Schioppa era sconvolto dal comportamento che tenne Napolitano nei confronti del secondo governo Prodi, e proprio scriveva nei suoi diari che Napolitano sabotava ogni santo giorno il governo Prodi. Perché? Perché era un governo divisivo, nel senso che aveva una contrapposizione netta fra maggioranza e opposizione, cosa che lui non vuole, perché lui vuole solo le larghe intese. E gli imputava di usare troppi decreti, troppe questioni di fiducia, di usare i voti dei senatori a vita. È possibile che questa posizione non sia stata ripetuta nei confronti del governo Berlusconi, che di decreti ne ha fatti molti di più anche se aveva una maggioranza tripla? È possibile che non abbia tenuto la stessa posizione con Monti? È possibile che non abbia tenuto la stessa posizione con Letta? Napolitano, questo è il ruolo politico. Questo è il ruolo politico, capisci? Quanto ha pesato la vicenda del Quirinale sull'attuale governo? Beh, fondamentale. Tutti dicevano un conto è l'alleanza di governo, un conto è l'alleanza per il Quirinale. Sublime sciocchezza, perché dal nome che andava al Quirinale sarebbe uscita la maggioranza di governo. Se fosse uscito Rodotà o anche Prodi, mai avrebbero riportato Berlusconi al governo, visto che era arrivato terzo alle elezioni e aveva perso la metà dei suoi voti. Se usciva Napolitano, Berlusconi era a posto, perché Napolitano soltanto le larghe intese sa produrre, è la sua unica formula, è una siringa monouso da questo punto di vista, è anche prevedibile, e infatti Berlusconi è stato il kingmaker della rielezione di Napolitano. E infatti una volta rieletto Napolitano, Berlusconi è rientrato in gioco, ha nominato il nipote del suo principale consigliere aziendale e politico, e che voglio dire anche adesso... La sua carriera parlamentare è finita, di Berlusconi, la carriera parlamentare di Berlusconi è finita grazie al dottor Esposito, che ha preso un processo che era già avviato a prescrizione e per fortuna ha evitato che si prescrivesse. No? No, grazie al fatto che il Parlamento si era autocastrato con la legge Severino e che Berlusconi non se l'era fatta spiegare bene, perché non c'è nessun merito di nessuno. Non capita bene. Per fortuna non c'era nessun merito di nessuno nella decadenza di Berlusconi. La decadenza di Berlusconi è avvenuta il giorno stesso del 1° agosto in cui c'è stata la sentenza. No, concludo dicendo che la rielezione di Napolitano, come ha detto giustamente Paolo Pagliaro, noi ci possono raccontare che hanno dovuto costringerlo, premerle o torto collo, lui ha dovuto rifare gli scatoloni. In realtà era una delle opzioni in campo da mesi, come persino i giornali scrivevano, e Napolitano aveva alcune preferenze, Amato o Cassese, che avrebbero consentito lui di continuare a controllare il Quirinale per interposta persona e a replicare lo schema delle larghe intese. Naufragate quelle soluzioni, ha ritenuto di essere l'unico salvatore possibile. Ha impiegato un quarto d'ora di sofferenze inenarrabili prima di accettare. Così, sottovoce dicevi, è già saltato questo equilibrio, perché dice che è già saltato? In parte è già fallito il disegno di restaurazione, di imbalsamazione dell'esistente di Napolitano, perché basta leggersi il suo discorso di reinsediamento, in cui lui diceva: io sono qui perché voi facciate, e già questo era piuttosto incostituzionale, perché il Presidente della Repubblica non può mettere condizioni al suo mandato e non può nemmeno mettere un limite temporale al suo mandato, che è 7 anni, punto. Io sono qui perché voi facciate A, la riforma della seconda parte della Costituzione, B, la riforma elettorale, C, le larghe intese. Le larghe intese non ci sono più, ci sono delle strettissime intese. Sottintese. O sottintese. Ma insomma, intanto oggi la legge di stabilità è passata. E alcune larghe malintese. Come? Al Parlamento la legge di stabilità. Sì, ma le larghe intese, ricordiamoci che cos'erano le larghe intese. Le larghe intese erano la pacificazione
fra il centrodestra berlusconiano e il la centrosinistra. base per le riforme istituzionali dovevano essere la base per certo. riscrivere la Costituzione. Riscrivere la seconda parte della Costituzione. Non sono riusciti nemmeno a fare la riforma dell'articolo 138 e meno quindi male, sono saltate. E meno male, eravamo entrambi per fortuna in piazza contro quella porcheria insieme a Giovanni con Libertà e Giustizia. Larghe intese non ci sono, riforma elettorale non si è vista, tant'è che ha dovuto intervenire la Corte Costituzionale, la riforma costituzionale non si fa e Napolitano intanto dovrebbe cominciare a dire che cosa succede adesso che tutte le cose che lui aveva ordinato di fare non si sono fatte. Però poi il problema vero è che era sbagliata l'analisi, cioè era sbagliata l'idea che gli italiani si sarebbero appagati alla notizia che riscrivevano la seconda parte della Costituzione, che è una tipica fissazione onanistica della casta, che da 20 anni ci dice che il problema dell'Italia è la Costituzione. Il problema dell'Italia è che nessuno la applica la Costituzione, a cominciare da colui che giura per 2 volte in 7 anni. Se non si fa una riforma istituzionale in questo paese non funziona il Parlamento, ma la gente non gliene frega niente, le leggi elettorali sono complicate. Ma non è vero nemmeno che il Parlamento impedisca di legiferare. La gente. Noi anche quando facciamo fare i sondaggi a Demopolis non è vero che la gente... Ma la gente l'ha visto che il lodo, che quando volevano perché vede che il paese non funziona da nessuna parte. Lì non è la Costituzione che impedisce di fare le leggi buone, sono i politici che non fanno le leggi buone. Quando hanno voluto fare le leggi cattive, il lodo Alfano l'hanno approvato in 34 giorni. Ascolta, Consiglio dei Ministri, Camera e Senato, 34 giorni. Allora, quando Renzi dice, diciamo, propone a Grillo questo patto e dice io sono disposto a tagliare i costi della politica per 1 miliardo, facciamo questo patto. Improponibile. È improponibile. Voi ci votate le riforme e noi siamo disponibili, perché non è improponibile? Ma è improponibile secondo me perché è una specie di voto di scambio. Cioè se Renzi ritiene che il PD debba rinunciare ai finanziamenti pubblici lo può fare domani mattina. Se Grillo ritiene di poter, e secondo me dovrebbe partecipare al processo delle riforme, lo dovrebbe fare indipendentemente da questo do ut des che propone però, insomma, Renzi. in politica si fanno i patti, i compromessi. Renzi dice noi rinunciamo al finanziamento pubblico dei partiti diverse, e tu Grillo mi voti farlo. il taglio dei costi della politica per 1 miliardo. Ma io ho scritto 2 pezzi molto critici su Grillo. Sì, il primo per dirgli che doveva andare a vedere il gioco di Renzi, il secondo perché non era la risposta, la risposta della scoreggina, è una risposta che non ha senso. Perché? Ma intanto perché ha ragione Giovanni Valentini, i 5 Stelle hanno dimostrato che per essere contrari al finanziamento pubblico dei partiti c'è un modo chiarissimo per dimostrarlo: non li prendi e non c'è nemmeno bisogno di fare la legge, come non c'era bisogno della legge Severino per non candidare dei condannati, non li candidi, punto. Allora, Renzi rinunci ai finanziamenti pubblici, se è contrario ai finanziamenti pubblici, se è favorevole li prenda, ma non dica a Grillo rinuncio se tu fai qualcosa, no, rinuncia e basta. Diciamo anche Grillo potrebbe dire di sì all'abolizione del Senato, cosa molto gradita. È proprio quello che ho scritto. Io personalmente sono favorevole a che rimangano 2 Camere, perché con i legislatori che abbiamo è meglio che più occhi vedano, semmai le 2 Camere devono avere funzioni diverse. Dimezziamo ma voglio dire, tanto poi io non sto in Parlamento, non mi importa niente. Cose, loro dovrebbero fare le cose, vogliono tagliare, taglino, vogliono ridurre gli emolumenti e le indennità ai consiglieri regionali. Che un Parlamento funzioni, io ne abolirei le che non ci siano 2 Camere visto come sono ridotte. Sono troppi i parlamentari e fanno le stesse cose nelle 2 Camere. D'altra parte io ho scritto Grillo non ha nulla da perdere ad andare a vedere il gioco di Renzi, perché se è un bluff glielo smaschera. E perché non è andato a vedere? Evidentemente perché hanno troppa paura di fregature e non si rendono conto delle fregature che si danno da soli con i loro no. Forse perderebbe la sua identità antisistema. Ma è anche vero che poi non sarebbe nemmeno la prima volta che Grillo sul blog fa le sue sparate propagandistiche, come le ha fatte Renzi, perché Renzi gli ha detto o firmi qua o sei un buffone, anche quella è propaganda. Non ci si mette d'accordo con un altro partito dicendo firma qua o sei un buffone. Ci si mette nell'unico luogo deputato che è il Parlamento e si dice scusa facciamo insieme questa legge. Renzi però ha dato un'apertura che significa qualcosa, e cioè che Renzi si sente soffocato dall'asse Letta-Napolitano, no? E quindi sta cercando di uscirne e di trovare delle sponde. A Grillo converrebbe
dargliela quella sponda se Renzi fa sul serio, per fare alcune cose che comunque in Parlamento si fanno. Non è mica la prima volta che i 5 Stelle votano in Parlamento col PD o anche col PDL, visto che stanno all'opposizione con il PDL. Hanno votato la mozione Giachetti che veniva dal PD per abolire il Mattarellum, il Porcellum, e gli altri l'hanno bocciata, quindi è il Parlamento il luogo. Quindi a me Grillo non mi spaventa il fatto che abbia detto è una scoreggina, magari poi i 5 Stelle in Parlamento vedono che c'è qualcosa di buono e lo votano, quindi non è chiusa quella partita lì. Valentini, perderebbe la sua identità antisistema Grillo se facesse degli accordi politici su una o delle due cose? Ma ha leggi detto non fin dall'inizio nessun accordo con il PD, perché la loro diversità sta proprio nello stare fuori. Potrebbero, e ripeto, secondo me dovrebbero i 5 Stelle fare, diciamo, delle scelte di convergenza. Faccio 2 esempi degli ultimissimi rapido, tempi. perché devo chiudere. La maggioranza della decadenza, cioè la maggioranza PD, SEL 5 Stelle, certo, è quella che ha decretato la decadenza di Berlusconi da senatore. parlamentare. Se non ci fossero stati i grillini, non è un ammiccamento o una captazio, la decadenza non ci sarebbe stata. Il trasferimento della legge elettorale dal Senato, alla dove sarebbe Camera, rimasta incagliata, alla Camera, è un'altra scelta positiva fatta insieme. Quindi se i 5 Stelle continuano a tenere i loro voti nel freezer, nel congelatore, rischiano di restare fuori. Se invece li spendono per ottenere dei buoni risultati, questo va a vantaggio di tutti. E farebbero quello che ha detto sempre Grillo: non facciamo accordi di governo, Certo, accordi di non governo diamo mai, la fiducia certo, non al li buio a faranno. nessuno, ma sulle cose vediamo punto per punto, quindi sarebbe il minimo che devono Altrimenti fare. si gioca al tanto peggio tanto meglio e non conviene a nessuno. Vedo che ha imparato comunque molto, vero Giovanni Valentini? Perché Giovanni Valentini ha scritto un libro con suo figlio Nicolò, che dal significativo titolo Voto di scontro, perché Molto tuo figlio è divertente, molto molto grillino e quindi Sì, avete lui è un anche... semplice attivista e militante, non Sì. è che, lo devo dire perché sennò mi rimprovera. Allora, e invece ricordo l'ultimo nuovo libro di Marco Travaglio che si intitola Viva il Re, sottotitolo Giorgio Napolitano, il presidente che trovò una repubblica e ne fece una monarchia, edito da Chiare Lettere. Grazie, grazie Marco Travaglio, grazie Grazie a Giovanni voi. Grazie a Valentini. te, auguri. Grazie Auguri a tutti. spettatrici e spettatori, noi ci vediamo.